Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. La corsa per il Colle è ripresa in mattinata, alle 11 si è ripreso a votare dopo la seconda fumata nera di ieri, mentre tra i partiti non c'è ancora un'intesa. Il centrodestra propone una rosa comprendente Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Il centrosinistra con Letta boccia sostanzialmente la terna e propone un super vertice per decidere un nome condiviso e spunta il nome di Elisabetta Casellati come carta coperta del centrodestra, mentre restano sul tavolo i nomi di Casini e Amato. Sulla Casellati, la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no. Questo ha detto Matteo Salvini. I lavoratori che hanno contratto il Covid in questi 2 anni di pandemia si sono assentati mediamente dal lavoro per un mese intero. I dati sono contenuti in un report dell'INAIL pubblicato oggi che fa il punto della situazione da gennaio 2020 a fine dicembre 2021. I decessi sul lavoro da Covid segnalati in tutta Italia all'INAIL dall'inizio della pandemia sono 811, 11 dei quali in Friuli Venezia Giulia. Rappresentano un quarto totale dei decessi denunciati da gennaio 2020. Sul fronte dei contagi sul lavoro, invece, le denunce fino al 31 dicembre sono state 191.046, 4.776 delle quali nella nostra regione sono pari a un sesto del totale da gennaio 2020 e al 3,1% del complesso dei contagi nazionali comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità alla stessa data. L'Istituto ha anche analizzato l'esito delle denunce presentate. L'inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo legato al contagio da Covid sul lavoro ha raggiunto complessivamente in Italia 4 milioni di giornate. Questo significa che l'assenza media dal posto di lavoro di un infortunato da contagio al Covid-19 è di un mese intero. Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa della Beata Vergine Addolorata nel quartiere di Valmaura i funerali di Robert Trajković, il 17enne triestino di origini serbe ucciso la notte tra il 7 e l'8 gennaio per una ragazza contesa. Al centro della navata la bara bianca appoggiata sopra tra i fiori una cornice con una foto che ritrae il giovane sorridente. In prima fila seduta la famiglia di Robert, i genitori e i fratelli con altri parenti. Tanti i giovani che hanno partecipato alla funzione celebrata dal parroco Don Alessandro Cucuzza. Accanto a lui sull'altare, a titolo personale, padre Rasko Radovic della comunità serbo-ortodossa triestina. Robert è una delle cose bellissime, un dono grande che Dio ha fatto alla vostra vita, ha detto Don Cucuzza rivolgendosi ai familiari durante l'omelia. Qualcuno con una violenza inaudita ha deciso questo fiore e l'ha gettato, ma ci sono cose belle che non si possono distruggere, alcune restano per sempre. Nel cortile della chiesa è stato allestito un maxi schermo per permettere a più persone di poter seguire la funzione. Nella tarda serata di lunedì a Ragogna una villetta è stata presa di mira da un uomo di 44 anni che si è barricato in casa all'intervento delle forze dell'ordine provocando danni ad alcune stanze. Tutto è cominciato quando i proprietari sono stati allertati da alcuni rumori forti provenienti dal giardino e in seguito hanno rilevato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione. Immediata la richiesta al 112 di intervento, l'uomo, brandendo attrezzi da giardino, si è avvicinato al proprietario per richiedere aiuto e poi lo ha seguito mentre rientrava e si è introdotto nell'abitazione con la forza. All'interno è stato temporaneamente tranquillizzato dal proprietario fino all'arrivo dei carabinieri, quando l'uomo si è barricato in una stanza e opponendo resistenza ha aggredito i carabinieri lanciando un ferro da stiro che ha causato a un militare una contusione guaribile in 7 giorni. Nell'attesa dell'intervento di altre pattuglie, l'uomo, sempre barricato nella stanza, ha devastato i locali causando diversi danni. È sopraggiunto il personale di supporto, l'uomo è stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso di San Daniele. L'arresto è stato convalidato ieri e il 44enne è stato sottoposto all'obbligo di firma. Contratti di rete, Friuli Venezia Giulia trainato ancora una volta dalla provincia di Udine. I dati del 2021 sono positivi con un più 11,2% rispetto all'anno precedente.
Friuli Venezia Giulia ancora una volta trainato dalla provincia di Udine. Nel 2021 i contratti diretti in regione hanno raggiunto quota 476, più 11,2% rispetto al 2020, coinvolgendo 2.139 imprese, 13,3% la variazione positiva annua. L'appartenenza alla rete ha aiutato le imprese retiste a fronteggiare gli effetti della pandemia, ma soprattutto la rete ha permesso ai singoli partner di sviluppare nuove competenze e migliorare la trasformazione tecnologica e digitale. E quanto emerge dal terzo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle reti d'impresa, a cui partecipano Infocamere, Reti Impresa, Confindustria e il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il fenomeno delle reti, afferma Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine con delega alle reti d'impresa, ha fatto registrare una crescita costante anche nell'ultimo anno, collocando il Friuli Venezia Giulia ai vertici della classifica nazionale per propensione retista, un dato che conferma la resilienza del nostro sistema industriale e la validità di una formula di collaborazione tra aziende. Dal punto di vista della vocazione rettista delle regioni, il primato spetta al Friuli Venezia Giulia, dove il rapporto tra imprese in rete e sistema imprenditoriale locale di 199 imprese ogni 10.000 registrate. Spostando l'analisi sulla propensione rettista dei territori provinciali, il primato assoluto a livello nazionale spetta a Viterbo, che divide il podio con Udine e Pordenone, a seguire Gorizia e Trieste. La presenza di lupi nelle vicinanze dell'abitato di Cimolais è stata segnalata dal sindaco, che invita la popolazione alla calma e dà alcune informazioni utili. 2 attacchi ai danni di cervi sono avvenuti a inizio settimana da parte di lupi nelle vicinanze dell'abitato di Cimolais, un fatto che è stato portato all'attenzione dei cittadini con un avviso dal sindaco Davide Perotti, il quale invita la popolazione a mantenere la calma, sottolineando come sia appurata la presenza di lupi nel territorio comunale, anche se solo con poche unità, e che è comunque difficile avere un incontro ravvicinato con questi animali. Tuttavia il primo cittadino ha anche messo in evidenza alcuni accorgimenti, anche in considerazione del fatto che il pericolo maggiore può venire per gli animali domestici e da reddito. Tra i consigli segnalati, l'invito a gestire nel modo corretto i rifiuti alimentari, tenere gli animali da reddito in recinti solidi, avere una particolare accortezza per gli animali domestici che potrebbero comunque essere predati. Infine, in caso di incontro con il lupo, il suggerimento è quello di mantenere un atteggiamento calmo e rilassato, allontanarsi senza ricorrere a urla e gesti rapidi che potrebbero venire interpretati dall'animale come una minaccia, evitare infine assolutamente di avvicinarsi ai cuccioli o a esemplari in apparente difficoltà. Ad ogni modo, in caso di avvistamento, anche se a distanza, è opportuno segnalarlo alla stazione forestale competente in Valcellina, nel comune di Claut, il cui personale è a disposizione per fornire informazioni sull'argomento e per l'assistenza in caso di predazione di animali domestici e da reddito. Si chiama Aiup al Tubo, la nuova iniziativa di Arlef, dedicata soprattutto ai giovani, realizzata da un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 28 anni, gruppo che propone in Marilenghe situazioni e spunti ironici visitando diverse zone della regione. 8 youtubers tra i 20 e i 28 anni raccontano le loro passioni attraverso filmati realizzati in Friuli in cui l'ironia è l'ingrediente principale. Il gruppo è eterogeneo, non tutti sanno il friulano alla perfezione, ma la loro proposta è in Marilenghe. L'iniziativa Aiup al Tubo, che vuole essere aperta a tutti, sia a chi sa bene il friulano che a quanti lo masticano appena, è stata lanciata dall'Agenzia regionale per la lingua friulana con lo scopo di affiancare al canale istituzionale una produzione realizzata dai giovani per i giovani. Questo è un canale che è dedicato all'adolescenza ma anche all'età adulta, molto divertente, con filmati insomma, che sono veramente originali e spaziano dalla scienza alla storia, ai modi di dire, veramente è anche il volontariato. Ci sono anche delle varietà di friulano, perché è giusto ecco, avere la coinea, avere un friulano standard quando si passa ecco, all'insegnamento, ai temi importanti che salvaguardano una lingua, però è anche importante mantenere le varietà. Lo studio di Carlo Sgorlon, i libri della sua biblioteca e i suoi manoscritti originali diventano patrimonio della Biblioteca Civica Ioppi di Udine. Così hanno deciso gli eredi dello scrittore, che hanno donato tutto il materiale alla biblioteca. La raccolta di libri e l'archivio di manoscritti e dattiloscritti di tutti i romanzi di Carlo Sgorlon sono stati donati dagli eredi dello scrittore alla Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi di Udine.
L'amministrazione comunale si sta adoperando da tempo per la valorizzazione della figura di Sgorlon con la collocazione della sua statua all'ingresso della biblioteca, l'intitolazione del Salone della Lettura a suo nome e le collaborazioni con la Società Filologica Friulana per il premio letterario biennale intitolato a Sgorlon e con l'Università di Udine e altri istituti accademici italiani e stranieri. All'interno della biblioteca, proprio sopra il salone principale, sarà ricostruito lo studio dello scrittore utilizzando i suoi arredi personali come lo scrittoio, la sedia, 2 poltrone e un armadio. I documenti, tra i quali anche i manoscritti originali con le correzioni autografe dei romanzi di Sgorlon già pubblicati, saranno digitalizzati e catalogati. Ha regolato un intervento per valorizzare l'area di Piani di Vas e i rifugi Chiampizzulone e Cedrone. Quali sono gli interventi per Piani di Vas e per il rifugio? Il comprensore di Piani di Vas, che comprende Piani di Vas e rifugio Chiampizzulone, sono diversi. Abbiamo già avuto un intervento di 60.000 euro per rifare l'impianto fotovoltaico e questo ha aiutato il gestore. E adesso avremo un altro contributo di 100.000 euro e quindi questo è un'altra soddisfazione che con orgoglio il Comune rivendica. Per chi lavora lì come i gestori attuali questo è importante anche per l'attività turistica che sviluppa quel compressore lì, che non è molto conosciuto, però è bellissimo perché da lì si raggiungono il Monte Tuglia, si arriva fino a Sappada, poi si va sul Monte Talmo oppure si raggiunge la Val Pesarina. In questo contesto l'amministrazione comunale per quanto riguarda i Piani di Vas ha fatto suo la vecchia baita che si chiama il Cedrone, l'ha acquistata e con un contributo regionale, con un primo contributo regionale di 400.000 euro per rifarla completamente. Adesso aspettiamo un ulteriore contributo per finire l'intervento. Questo darà un'altra boccata di ossigeno a quella zona lì per dare la possibilità di sviluppo che merita. Un altro contributo che metteremo in cantiere in primavera è l'ultimo tratto della strada che porta proprio ai Piani di Vas, un contributo di 200.000 euro avuto dalla Regione che permetterà di mettere in sicurezza la strada e il parcheggio dove si parte per fare le escursioni. È tutto per questa edizione, vi ricordo tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, arrivederci.